È venuto male mannaggia miseria, mannaggia voi, mannaggia. È venuto male mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia. Vabbè, vi saluto, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Sto cercando di battere napoletano. Come state? Spero tutto bene. Allora, oggi Cagliari-Napoli 0-1, va al gol Scott McTominay. Al gol al secondo minuto. Oggi, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Allora, dopo il gol, o Napoli ha giocato una schifezza. A Boma ha giocato tutta la partita una schifezza. Cioè, penso gli unici due che hanno giocato bene sono De Bruyne, sì, e McTominay. E volevo mettere uno poco Politano, mettiamo poco Politano. Però, cioè, dopo il gol, Napoli uno schifo ha giocato, uno schifo. Pure che è entrato chissà Alisson, magari Alisson al 60° ha dato un po' una svegliata, però a prescindere Napoli ha giocato una schifezza, no? Spero che si riprendano un po' questi giocatori perché non hanno più scuse, non c'è la scusa dei 3 giorni, della Champions e di tutto, cioè, io mi domando ma come si fa a giocare così? Cioè, io sono contento per i 3 punti perché sono 3 punti fondamentali. Al momento siamo secondi a 2 punti dal Milan, quindi abbiamo 62 punti. Poi c'è da vedere il Milan che fa, poi l'Inter domenica contro la Fiorentina, ci stanno un sacco di partite. C'è la Juventus e tutto. No, oggi veramente è stata una sofferenza. Questa partita è stata piena di errori, la difesa e il centrocampo che non reggevano. Cioè, non era una partita questa, cioè, non era una partita di Serie A, era una partita cioè, di terza categoria, ma anche in terza categoria fanno queste cose, sbagliano questi passaggi semplici. Poi vabbè, cioè, il Napoli per esempio ha sbagliato 2 o 3 occasioni, poi il Cagliari nel primo tempo ha fatto un partitone, fino al 57esimo, 60esimo ha fatto un partitone esagerato. Giocato veramente, ma veramente una buona partita, veramente una grande partita. Poi vabbè, come sempre il Napoli gli ultimi 5-6 minuti mette il prime e cerca di fare il gol che ti porta magari sul 2-1 oppure sul 2-0. Però questa volta non c'è riuscito. Vabbè, oggi ho visto morendo, penso che sia io. Ci vediamo in un prossimo video. Ricorda di lasciare like e di iscrivervi al canale e ricorda che questo video è stato fatto in collaborazione con The World of Football e il canale WhatsApp Mondo del Calcio. E prima di chiudere, ricordo che stasera alle 23:59 esce la mia nuova canzone. Tutti collegati, eh? Ciao, vai giù.